nel segno del... Ce ne tanti, li abbiamo anche fatti attendere tanto e dunque proviamo ad accelerare in questa giornata, in questa serata, cercando di rispettare chiaramente i tempi. Sappiamo che c'è fretta anche di tornare a casa per molte società, chi più vicino e chi lontano, quindi cerchiamo realmente di accelerare, Gabri, e iniziamo dal padrone di casa. Il padrone di casa che come sempre, insomma, l'abbiamo visto correre a destra e a sinistra, no? Quasi come un esterno moderno, no? nel calcio, perché è lui che organizza questo evento straordinario. Ancora una volta Sport Italia è al fianco del Festival del Calcio Italiano, quindi un saluto e un caloroso applauso a Donato Alfani. Raggiungici sul palco, eccolo qua. Donato, elegantissimo, ben ritrovato. Italian Sport Awards, ora gran galà del calcio, Festival del calcio, insomma i protagonisti sono i calciatori, dalla Serie A alla Serie D, passando per i procuratori, direttori sportivi, insomma c'è veramente il meglio che la scorsa stagione ha offerto. Sì, salve, buonasera Gabriele, buonasera a tutti. E siamo arrivati all'11ª edizione di questo evento che adesso ha preso la nuova denominazione del Festival del Calcio Italiano. Sono profondamente orgoglioso, onorato del lavoro fatto e che quotidianamente, anno per anno, facciamo affinché questo premio e questo festival nel corso degli anni sia un evento sempre più effettivamente prestigioso. E ovviamente il mio più sentito ringraziamento va a tutti voi presenti, perché senza la vostra presenza altrimenti questa serata e questo premio non potrebbe esserci fondamentalmente, perché i protagonisti assoluti siete tutti voi addetti ai lavori del calcio. Devo subito chiamare, e poi lo chiamiamo anche dopo, ringraziare, portare qui sul palco a Luca Esposito, perché ovviamente diciamo è il mio capo ufficio stampa e di conseguenza quindi il mio braccio destro, ma soprattutto, ripeto, ringrazio tantissimo a tutti voi che siete qui perché avete fatto tanti e tanti chilometri per onorarci della vostra presenza. Grazie. Tra l'altro un applauso ancora a Donato Alfani. Tra l'altro già da quest'anno è cambiata anche la location. Assolutamente ovviamente. Sì. Innanzitutto chiamiamo Luca Esposito perché bisogna vedere se Luca ha qualche maglia in mano. No, Luca, sei senza maglia da calcio. Innanzitutto no, ho visto un sacco con tante maglie. Tante. Le maglie che io raccolgo vanno in beneficenza, quindi non sono le mie, e quindi dobbiamo pensare anche coloro i quali vivono in questo momento di difficoltà. Eh sì, allora, tra l'altro abbiamo detto cambiamo location quest'anno e chiamo anche il sindaco Francesco Cembalo di Alta Villa Silentina. Eccolo qua, buonasera. Buonasera sindaco. Sindaco, ben trovato, vicini a Salerno, a 2 passi da Salerno, insomma, e soprattutto con il meglio del calcio italiano protagonista. Sicuramente questo fa tanto piacere, diciamo non solo vicino a Salerno, ma vicino a Peste, vicino al mare, quindi siamo anche noi un paese importante, soprattutto adesso con questo parterre. Credo di dover ringraziare Donato per aver scelto questa location e soprattutto la location per averci ospitato, quindi sono veramente felice per questo evento che per la prima volta si svolge ad Alta Villa Silentina. Perfetto. Noi ringraziamo Grazie. I padroni di casa in tutti i sensi e diamo realmente il via però alla nostra serata, perché lo dicevamo che i premi sono tanti quest'oggi e in questa edizione abbiamo provato un po' per aiutare chiaramente anche le società a racchiudere i premi soprattutto in base alla provenienza delle squadre, e quindi abbiamo 3 insieme di premi da dare. Esatto, perché parliamo chiaramente del territorio salernitano e parliamo della Salernitana, insomma, Salernitana che sta dando grandi soddisfazioni in questo momento, e abbiamo un trittico della Salernitana, li chiamerei qui sul palco: Luigi Sepe, Antonio Candreva e Lorenzo Pirola. Un applauso, grazie. Noi ricordiamo che i premi sono riguardanti la stagione scorsa, prego salite sul palco. Sappiamo anche che c'è stato detto bocche cucite per tutti e rispettiamo quelli che sono gli accordi, quindi non vi faremo domande, questo è anche rivolto all'ufficio stampa, rispettiamo ogni patto, ma chiaramente grazie per essere qui, grazie per aver risposto positivamente ai nostri premi. Le ragazze possono venire a portare i premi, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Il primo, Luigi Sepe. Eccoli qui i premi. Ancora un applauso, facciamo i complimenti naturalmente alla Salernitana.
e ai 3 giocatori che rappresentano. Esatto, perché Antonio quest'oggi. Candreva ha 2 premi che va a 2 premi ricevere. Candreva, sì. Esatto, non è uno sbaglio, perché sei stato premiato sia come centrocampista nella top 11 chiaramente, ma anche per il gol che hai realizzato lo scorso anno. Ricordiamo, i premi valgono per la stagione passata. Complimenti. Gabri, non possiamo fare domande, mi dispiace. Non possiamo fare una domanda a Candreva, volevo farla. Non puoi, l'ufficio stampa ha detto Se nota stativo. l'ufficio stampa mi dà l'ok al volo, no, giusto sulla stagione, Antonio, una stagione insomma importante, campionato non semplice, però tu sei diventato un veterano insomma anche di questa squadra. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie per i premi. Sì, sappiamo che è un campionato difficile quello della Serie A, noi abbiamo fatto una prima parte positiva, sappiamo che il campionato è ancora lungo, quindi ci sarà da battagliare. Grazie Antonio Candreva. Grazie a tutti e 3, grazie a Pirola. Grazie Lorenzo Pirola. Pirola l'abbiamo visto piccolino, questo lo possiamo dire Sì, su esatto, Sport Italia con la primavera, ormai lo abbiamo visto diventare Poi grande. chi meglio di te, che sei la regina del calcio primavera, insomma, questi ragazzi li vede crescere e poi giustamente un giocatore come Lorenzo Pirola Assolutamente è sì. cresciuto tantissimo nel corso di questi anni. Dalla Salernitana ci spostiamo, Gabriele. Ci spostiamo Da Salerno voliamo dove? nel fantastico Salento, perché c'è una bella rappresentanza giallorossa, una bella rappresentanza del Lecce, e allora chiamiamo Federico Baschirotto, miglior difensore centrale, mister Marco Baroni, e poi Lecce viene premiata anche come miglior Anche squadra. qui, esatto, prego, li facciamo venire però da questa parte, se è possibile, così non impalliamo le telecamere. Di qua Baschirotto Un applauso a e al Lecce, mister. un applauso a Baschirotto, un applauso a Baroni per la stagione scorsa, per la stagione attuale. Noi su Sport Italia Arrivano vi anche i abbiamo premi. avuto ospiti spesso e volentieri, quindi è un piacere nuovamente. Ragazze, venite pure. Arrivano i Altrimenti- premi, tanti premi per il Lecce, Federico come detto Baschirotto, ecco qua. mister Marco Baroni, e ritirano il premio anche come miglior squadra dell'anno. Lo diamo al mister. Esatto, in rappresentanza chiaramente della società, poi ci sono diversi esponenti. Abbiamo, che forse prima... Ok, perfetto. Tanti premi. Allora, Baschirotto, io partirei da Baschirotto, poi sentiamo il mister, perché Baschirotto ha avuto Se il mister è d'accordo. il mister è, comunque, Mister è d'accordo, è anche un amico sì. di Sport Dice- Italia, dice- spesso lo troviamo. No, Baschirotto ha avuto una crescita esponenziale. Devo dire, dalla scorsa stagione fino a quest'anno tu hai anche una storia particolare, però a Lecce hai trovato anche una consacrazione in Serie A. Ma sì, certo, infatti devo solo ringraziare che il Lecce ha creduto in me, mi ha dato subito fiducia e insomma spero di averla ripagata sul campo, ecco. Quanto fa piacere accostare il nome di Baschirotto, insomma, anche ai difensori più in vista in questa stagione in Serie A, per un campionato esaltante comunque che sta facendo il Lecce, con l'obiettivo ovviamente vigile della salvezza. Ma per me fa solo che piacere essere accostato a campioni di Serie A confermati. Mi rende orgoglioso di quello che faccio, dei sacrifici che ho fatto per arrivare a questo punto. Mister, io con te invece parlo in generale, chiaramente, di quella che è stata fin qui la stagione del Lecce. I premi, lo ricordiamo ancora una volta, sono per la passata stagione e qui forse non dobbiamo aggiungere nulla se non quello che è il campionato attuale in realtà. No, invece io voglio proprio ringraziare chiaramente di questo premio tutto il mio staff, principalmente i miei calciatori, che sono i principali artefici sempre. Un ringraziamento al responsabile dell'area tecnica nostra, Pantaleo Corfino, e a Stefano Trinchera, ma e alla società, al presidente, e un ringraziamento chiaramente ai nostri tifosi che comunque sono meravigliosi, si hanno sempre sostenuto per tutto l'anno, anche nei momenti difficili, come sempre è il campionato di Serie B. Grazie sia Grazie a Marco a voi. Baroni, grazie anche a Baschirotto. Complimenti per la stagione in corso, per la stagione passata, insomma, perché poi è importante rimarcare anche la crescita della squadra, la crescita di un allenatore, Giada, la crescita Una dei piazza giocatori. poi, no? Esatto, una piazza importante, una piazza calda, una piazza che giustamente prova a difendere la sua presenza in Serie A. Passiamo a un'altra piazza e un altro giocatore che è diventato anche qui un veterano, se vogliamo, nonostante comunque è ancora giovane. Parliamo del Verona, miglior terzino destro, Davide Faraoni. Eccolo qui, Un applauso. buonasera.
Mi fa piacere, tra l'altro, rincontrare Davide, che tu, Giada, non sai, ma io conosco dai tempi di Udine, quando era un giovane che correva sulla fascia, adesso su quella fascia corre ancora, macini chilometri, ma soprattutto, Davide, indossi anche la fascia, insomma, quanto c'è di maturità in te anche nel corso degli anni e soprattutto a Verona? Beh, sicuramente, innanzitutto buonasera a tutti e volevo ringraziarvi del premio, dell'invito. E sicuramente a Verona sono maturato, sono arrivato abbastanza giovane, sono cresciuto come tutta la squadra, come la società, e adesso cerchiamo di finire bene la stagione, dai. Ecco, l'hai detto tu, non voglio scendere nel dettaglio, ti chiedo quanto finora è stato comunque abbastanza complicato, ma ti sento ottimista però. No, devi essere ottimista perché comunque ci sono ancora tantissimi punti a disposizione, perciò abbiamo avuto l'esempio l'anno scorso a Salernitana, poi prima a Crotone, perciò ci dobbiamo credere e speriamo che vada bene. E un grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie. In bocca al lupo e complimenti, Davide. Complimenti. Grazie a Davide Faraoni, chiaramente. Sì, anche per ovviamente la stagione adesso si ricomincia dopo il mondiale, ovviamente si scaldano i motori fino a un certo punto perché ora si torna subito in campo e abbiamo bisogno di rivedere anche la Serie A. Assolutamente onestamente. Sì. La Serie B intanto ha continuato a correre. Ti faccio i complimenti perché finora non hai fatto domande di calciomercato. No, torna anche il calciomercato adesso. E abbiamo tanti procuratori, tra l'altro, sparsi qua e là, quindi sappiamo che Sport Italia è la casa del calciomercato. Non era una provocazione a caso la mia. No, ci mancherebbe, anzi adesso alziamo anche l'asticella se vuoi, fra poco, perché comunque si torna in campo anche con la finestra di mercato. E abbiamo diversi procuratori che possiamo premiare, partendo dall'avvocato Marco Sommella, Luigi Liguori e premio alla carriera Claudio Molinari. Il primo premio come miglior procuratore, il secondo come giovane procuratore, premio alla carriera, lo dicevi giustamente tu, della Dise. Buonasera, ciao. Venite pure al centro. Salve. E facciamo consegnare i premi. Arrivano i premi perché poi anche il mestiere del procuratore non è mestiere semplice, spesso al fianco ovviamente dei tanti calciatori. Eccoci qui, prego, arriva anche il premio alla carriera, eccoli qui, la consegna dei premi. Tanti calciatori rappresentati, no? Tanti li abbiamo visti anche qui con tavoli appunto riservati. Io partirei dal premio alla carriera. Direi di sì, non si arrabbieranno gli altri ospiti sul palco, ma no, però le chiedo, insomma, prima... La mia è una carriera che va avanti. Ho 83 anni ma ho in mente di andare avanti. Portati ma benissimo. ci sta dicendo una bugia lei? Lei ci sta dicendo una bugia? No. Sono del 40. Partiamo dai complimenti allora, va bene? Grazie. Prima ho utilizzato un aggettivo. È difficile, è complicato il ruolo del procuratore, anche perché lei con l'esperienza può soltanto insegnare ai tanti giovani procuratori ora sulla rampa di lancio. Lui. Io sono il capo dei direttori. Cioè, ok, procuratori, direttori. Sono due mondi. Qual è più difficile, procuratore o direttore? Direi che c'è una macroscopica diversità, che il direttore sportivo lavora all'interno della società, mentre il procuratore ha un impegno a proprio carico a gestire il giocatore, quindi ci può essere anche il contrasto, però l'ideale sarebbe riuscire a avere un agreement sempre continuo, no? Ecco. C'è anche un rapporto di amicizia tra il procuratore e il direttore sportivo. Esiste? Potrebbe essere pericolosa quell'amicizia, potrebbe portare a fare dei cattivi pensieri. E non li facciamo, non è il momento giusto per pensare a cattivi pensieri, facciamo così, assolutamente. No. Complimenti comunque assolutamente, perché evidentemente io in modo sono il vicepresidente dell'associazione dei direttori sportivi. Lo sappiamo. Organizzo il calciomercato da Milano per conto della sanzione da 40 anni e quindi ho una bella esperienza, potrei e quindi ci vediamo a fine gennaio. Assolutamente. Sì, posso infatti annunciare che a gennaio non sarà più al Gallia come l'estate scorsa, ma lo faremo allo Sheraton. Perfetto, abbiamo ulteriormente dato questa indicazione che era già trapelata su Sport Italia. Anche perché sa benissimo che siamo la casa del calciomercato, quindi tanti procuratori. Sommella, vuole aggiungere qualcosa? No, ha detto tutto il direttore. Vi ringrazio Donato e tutti gli organizzatori, Luca, per questo riconoscimento.
e comunque complimenti perché è è una bellissima manifestazione e quindi vi ringrazio per tutto questo affetto e questa dimostrazione di stima e considerazione. Abbiamo 3 generazioni, no, sul palco in questo momento. Io vado dal più giovane semplicemente a chiedere perché la scelta di diventare procuratore? Perché è stata la mia passione da sempre, ho avuto la fortuna grazie a Mario Giuffredi di far diventare la mia passione una professione. Perfetto, complimenti. Complimenti ancora a tutti e tre, Procuratori, chiaramente. direttori sportivi, grazie. Grazie. E ci vediamo al calciomercato, mi raccomando. Prego. A disposizione assolutamente, poi appena chiamiamo noi giornalisti vogliamo sapere le notizie, Giada. Ma sono resti solitamente. I direttori sportivi sono molto resti solitamente. Come spesso chiamiamo anche gli addetti stampa, no? E qui ne vedo tanti, anzi bisogna ringraziarli perché... Quante sgridate si prendono dagli addetti stampa? Esatto, diamo il premio di miglior addetto stampa a Stefano De Martino. Eccolo qui. Eccoci qua. Ciao Stefano, sì, ciao. Prego. Eccolo qui il premio addetto stampa. Anche il mestiere dell'addetto stampa non è semplicissimo. No, per niente, però affascinante come quello di procuratore, d'allenatore, insomma fa parte del mondo del calcio ed è una bella esperienza da fare, quindi chi comincia, insomma, lo consiglio perché è una bella esperienza. Io ho solo una piccola curiosità. Quanto è cambiato il lavoro dell'addetto stampa negli anni? Perché credo che sia cambiato tantissimo, no? Anche perché sono cambiati poi gli uomini con i quali ci si relaziona, sono cambiati tanto i calciatori. È cambiata tanto la comunicazione che è diventata parte fondamentale del gioco del calcio. Prima non lo era, oggi passa molto per quello che succede durante la settimana, si arriva alla gara e ci si misura rispetto a quello che durante la settimana si è detto, quindi è fondamentale rispetto già a 5 anni fa, è cambiato tutto e sta cambiando ancora. In continua evoluzione, diciamo così. Grazie e complimenti. Grazie Stefano, grazie, complimenti. E a proposito Esatto, di comunicazione, a proposito. Di comunicazione, esatto, c'è lo Spezia Calcio e premiamo Gianluca Parenti al quale per facciamo i complimenti, la chiaramente. comunicazione dello Spezia, eccolo qui, arriva. Noi vi ringraziamo perché molti vi abbiamo visto Ciao. arrivare davvero presto e Ciao. siete qui ad Eccolo attendere qui. il premio da tantissimo tempo. Arriva il premio, gestione social ovviamente dello Spezia. Spezia che ormai è diventata anche qui un'istituzione, insomma, nel campionato di Serie A. Sì, diciamo, 3 anni in Serie A non sono sicuramente facili, non sono facili per un club anche di una piazza piccola come la nostra, però stiamo cercando di fare un buon lavoro. Sicuramente essere qui questa sera è un grande orgoglio per tutto il club, per la mia area. Io ringrazio anche Manuel Pasquini che adesso è al Frosinone, con cui ho lavorato in maniera splendida per 2 anni, adesso è tornato a casa, però vuol dire anche avere un buon club, una buona proprietà, però avere anche persone dentro che danno l'anima e questi riconoscimenti fanno solo piacere. Complimenti. Complimenti anche allo Spezia, un applauso, grazie. Abbiamo fatto una sorta di antipasto, visto che poi qui si mangia, ovviamente l'antipasto l'abbiamo fatto noi, un po' di tutto ci abbiamo messo, calciatori, direttori, procuratori, uffici stampa, allenatori e non solo. Ci fermiamo? Pochissimo, andiamo Pochissimo. avanti. Prendiamo un break veloce, Va bene. giusto No, per... ci dicono di andare avanti, ferma- e allora andiamo andiamo avanti, avanti. così velocizziamo il tutto. Anche qui, Gabriele, torniamo ad un blocco bello compatto, mi verrebbe da dire. Esatto, perché anche qui andiamo a premiare un po' tutto l'asse in campo, no? L'intelaiatura di una squadra, dall'attaccante al centrocampista fino ad arrivare al portiere, mettendoci dentro anche la gestione social e non solo. Premiamo praticamente un blocco Benevento con Francesco Forte, Gennaro Acampora, Alberto Paleari e poi anche la migliore gestione social con Andrea Festa, addetto stampa. Quindi chiamiamo il blocco Benevento qui sul palco. Stanno arrivando. Arrivano. Vedo Un Paleari. applauso anche al Benevento, grazie. Sì. Eccoli qui, partiamo dal portiere. Poi abbiamo l'attaccante, ciao.
attaccante Stanno arrivando tutti. Attaccante forte sotto tutti i punti di vista, ovviamente. No, Gabriele, no. La battuta credo che No, in vabbè. 30 anni di vita se la sia sentita dire 50 volte Poi al glielo giorno. chiediamo. Eccoci qua, ciao. Allora, arrivano i premi, sì. per Vieni il, pure, per sì, il le Benevento. ragazze chiaramente... Vieni. È forte qua. Anche per i Ti abbiamo- fotografi, ovviamente, a formazione quasi completa. E poi manca solo il premio da consegnare come miglior gestione. Esattamente. Allora, facciamo un passo avanti, non solo per i fotografi ma anche per le telecamere. Grazie ragazzi. Gabriele, è l'imbarazzo della scelta. Da chi vuoi partire? Ma io partirei dall'attaccante, quindi da forte, insomma. Allora, mi metto in mezzo tra voi due, così. Benevento, piazza ambiziosa, campionato non semplice, quello di Serie B ovviamente, tanti campioni del mondo in giro, in panchina soprattutto, e uno ce l'avete anche voi, eh? Sì, il mister si è presentato da noi, ci ha dato tanta serenità, tranquillità, penso che l'abbiamo trasmesso anche in campo, adesso veniamo da 2 risultati positivi, veniamo da una trasferta a Modena su un campo non facile e abbiamo una grande partita importante con il Perugia in casa che vogliamo vincere. Andiamo al portiere. È stata un'altra grande stagione la tua, sono anni che anche su Sport Italia sei un amico di Sport Italia, questo lo sappiamo, ti premiamo, ma soprattutto vediamo le tue prestazioni in campo, che poi è la cosa più importante. No, sono contento, sì. Sono contento di essere tornato qua dopo aver rivinto il premio nel 2019. Ora ci mettiamo sotto col Benevento perché non siamo partiti benissimo, però abbiamo tanta voglia, abbiamo tanta fame e se siamo qua in 3 vuol dire che abbiamo anche delle qualità, quindi dobbiamo riprenderci e continuare la nostra strada. Andiamo anche a centrocampo perché con Acampora volevo capire un attimo la difficoltà di questo torneo e l'importanza magari anche di arrivare poi e restarci nel treno magari delle squadre di media-alta fascia, no? Perché poi l'obiettivo è importante, è notevole da parte del Benevento. Sì, sicuramente quest'anno è un campionato molto difficile, e la classifica è molto corta e stiamo lavorando con il nuovo mister, ci sta dando entusiasmo per fare più punti possibili e sappiamo che lunedì ci sarà un'altra battaglia. Facciamo i complimenti ragazzi, Tutto anche chiaramente la gestione poi di tutto. Anche sì, ovviamente anche l'ufficio stampa, insomma, è parte integrante del progetto. Intanto arrivano le ragazze anche con altri premi. Il ruolo dell'ufficio stampa, insomma, per una piazza importante, quella di Benevento. Beh sì, insomma, una società che ci crede, i ragazzi rispondono bene, quindi è facile anche gestire la comunicazione. Complimenti al blocco Benevento, eccoli qui da Paleari a Campora, da Forte ragazzi. ovviamente anche all'ufficio stampa. Grazie. Abbiamo 2 minuti ancora. E allora facciamo così Gabriele, questa volta ci fermiamo davvero qualche istante con un intermezzo musicale, davvero una manciata di minuti e torniamo e proseguiamo chiaramente con tutti i premi di questa serata, tra poco. A tra poco.
tra i più esperti in circolazione, specializzato anche in promozioni, tra l'altro. Sì. E un giovane portiere che sta diventando pian pianino grande. Quindi per il Frosinone Fabio Lucioni, top 11 difensore centrale. E Leonardo Loria. E Leonardo Loria. Li facciamo venire da questa parte, se no ci sgridano, lato destro. Grazie ragazzi. Un applauso. C'è anche Manuel Pasquini per quanto riguarda la gestione ovviamente della comunicazione. Mediatica a 360 gradi che diventa sempre più importante. Ci sono anche i premi prontissimi. Eccoli qui, un applauso al blocco Frosinone, grazie. Ciao. Amici di Sport Italia in tutti i sensi. Chi Esatto. abbiamo già premiato più e più volte nel corso della sua carriera, chi lo abbiamo visto crescere anche se era già grande. Perfetto, i premi sono giusti così. Tra l'altro sì, hai detto bene, perché Lucioni non è la prima volta che lo premiamo. Ti ho definito, Fabio, esperto in promozioni, difensore tra i più forti in circolazione, insomma, nuova avventura, nuova scommessa con il Frosinone. Sì, abbiamo sposato questo progetto Frosinone, in questo momento ci stiamo divertendo, non posso dire diversamente, mi auguro che possa terminare come è terminata l'anno scorso l'avventura a Lecce. Lo ricordiamo ancora una volta, giustamente Gabriele, tra l'altro ironia della sorte, entrambi l'anno scorso vestivano un'altra maglia. La mia curiosità invece è per il più giovane, non ti sto dando dell'anziano, assolutamente, però lo abbiamo in realtà visto crescere nel settore giovanile della Juventus, ti abbiamo realmente visto più e più volte. La domanda è, vista la tua comunque giovane età, essere allenato da un campione del mondo, non da un allenatore a caso, se ti fa ancora effetto? Sì, comunque abbiamo un rapporto speciale con il mister perché lo conoscevo già da tempo, no? Quando ero nelle giovanili della Juventus e sì. quindi ho un rapporto speciale. E poi lui è una persona bravissima e magica e ci dà tutti i giorni quella, come posso dire, quella spinta necessaria che ci fa andare ogni domenica in campo a vincere le partite, no? Quindi abbiamo un bellissimo rapporto con lui. L'ultima, almeno da parte mia, al veterano, come dicevamo prima. Visto l'ultima partita, l'imperativo adesso e l'obbligo da parte tutti voi è di non guardare più la classifica, forse? Ma nemmeno prima la guardavamo, naturalmente fa piacere essere lì, però sappiamo tutti, come avete detto prima anche voi giustamente, il campionato di Serie B è talmente lungo e difficile da disputare che non bisogna mai abbassare lo sguardo. Complimenti per Loria, per Lucioni e per il Frosinone. Facciamo dare anche i gadget che giustamente avevamo premi. interrotto le ragazze prima nel portarli sul palco. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Un applauso, grazie dunque ai ragazzi del Frosinone, grazie naturalmente anche all'ufficio comunicazione. Andiamo avanti, Gabri. Andiamo avanti perché c'è un altro blocco di un'altra squadra con tanti giovani, un po' più esperti, insomma, e parliamo della Ternana. Abbiamo miglior portiere, miglior attaccante, top 11 centrocampista e miglior centrocampista. Insomma, abbiamo di tutto e di più. Di tutto. Anthony Iannarilli, Alfredo Donnarumma, Anthony Partipilo e Antonio Palumbo. Per la Ternana. Praticamente un tavolo intero portiamo sul palco in questo momento. Eh sì, qui c'è praticamente mezza squadra della Ternana. Prego, buonasera. Altra piazza importante. Donnarumma non è la prima volta che riceve il premio. Ma molti li abbiamo già Oltretutto. visti ed è un piacere chiaramente rivederli. E mi fa piacere rivedere anche Anthony, che anche lui conosco da tantissimo tempo. Arrivano i premi. No, è qua. Ci sono due Anthony. Anthony, però. Esatto, no. Giustamente abbiamo mandato un po' in tilt le ragazze con le targhe, perché noi vi chiamiamo sul palco tutti insieme. Eccoli qui. Sono giusti, così a favore di camera non facciamo errori poi nelle fotografie, i premi sono giusti. Vai Gabri. Partiamo dall'attaccante, da Donnarumma, che lo vediamo spesso qui nel gruppo Alfani, nel gruppo degli Italian Sport Awards, con la Ternana, insomma, piazza molto ambiziosa, insomma, e le aspettative sono alte. Intanto buonasera e grazie ancora di avermi invitato e di ricevere questo premio. Sì, la Ternana è una piazza ambiziosa, abbiamo un presidente che vuole vincere, però sappiamo che in questo campionato soprattutto quest'anno è dura, però siamo lì e cercheremo fino alla fine di dire la nostra. Io sorridevo, perché io sento loro, mentre allora, è sempre così, quando sul palco ci sono i compagni diventa più esilerante ascoltare
quello che si dicono tra il... guarda che non te lo dirò mai cosa si stanno dicendo. No, eh. però posso Assolutamente immaginarlo, no. non lo so. Assolutamente no. Gli No, facciamo no. un grosso in bocca al lupo. Dimmi, Gabri. No, io volevo fare una domanda a Donnarumma, uno dei compagni. Vai, fai, travestiti da giornalista. Alfredo, vai. C'è una domanda a Palumbo che vuole un po'. Ti do il microfono, vai. Come vedi il percorso con il nuovo allenatore? Non è partito benissimo, ma sfrutteremo la sosta per ripartire più forte. Cioè, e poi siamo noi Perfetto. giornalisti reali a essere cattivi. Secondo me, in realtà, c'è qualcuno di più cattivo. A parte tutto, un grosso in bocca al lupo alla Ternana. Grazie per essere qui e aver ricevuto il premio. Gabri, vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo fare una domanda a Anthony Iannarilli perché anche tu hai avuto una carriera molto importante dai tempi nell'Interland Ciociaro, no? Ricordi, Anthony, fino ad arrivare insomma a diventare uno dei portieri migliori in circolazione. E anche qui insomma a Terni ha trovato consacrazione importante. Sì, diciamo c'è il quinto anno che sto qui a Terni, quindi abbiamo fatto lo scorso anno un bel campionato e quest'anno proveremo a fare ancora meglio. Complimenti. In bocca al lupo, ragazzi, vi Complimenti, lasciamo ragazzi. andare. Complimenti anche a Donnarumma, ovviamente. Siete terribili comunque, io ve lo dico, sono terribili tra di loro. Donnarumma Assolutamente. ha già un futuro scritto ovviamente da giornalista da seconda voce, quindi su Sport Italia lo vogliamo. Dalla Ternana dove ci spostiamo, Altra Gabri? grande piazza, altra grandissima piazza e c'è una bella rappresentanza quest'oggi. Facciamo una cosa, lo dividiamo in due il blocco? Sì, anche questo è un messaggio subliminale al nostro supporto Li dividiamo in informatico due. e tecnico, perché premiamo realmente la maggior parte dei componenti della società e della squadra, chiaramente per l'ottima annata dello scorso anno, iniziando da colui che tiene in mano un po' il potere chiaramente della società e chi lo tiene in campo il potere in panchina. Assolutamente sì, parliamo del Bari, miglior presidente Luigi De Laurentiis e miglior allenatore Michele Mignani. Un applauso al Bari. Poi faremo anche il gruppo giocatori, però prima a chi dirige dietro la scrivania e chi poi invece è un condottiero in panchina, anche qui per una piazza che non ha bisogno di presentazioni. Assolutamente no. E che un giorno speriamo di rivedere nella massima Presidente, serie. buonasera. Salve Presidente, salve, buonasera. Mister, complimenti. buonasera. Allora, Complimenti anche al Mister per tutto quello che ha fatto, che sta facendo. Benissimo. E l'allenatore, eccolo qua. Manca il gadget al presente, arriverà il chiaramente. gadget. Gabriele, lascio a te l'onore della prima domanda. Sì, partiamo dal Presidente, c'è molto da parlare. Partiamo dall'anno scorso, partiamo da quest'anno, nel segno anche della continuità, se vogliamo, Presidente. Beh, l'anno scorso, innanzitutto buonasera a tutti, sono molto felice ed onorato di essere qui. Beh, l'anno scorso è stato un campionato bellissimo, emozionantissimo, fino all'ultimo ci siamo veramente giocati un campionato favoloso insieme al mio grandissimo allenatore e grazie anche al mio direttore sportivo Ciro Polito e quindi l'altro anno è stato veramente un anno pieno di emozioni. Quest'anno è una bellissima classifica, al momento siamo terzi, come neopromossi devo dire che meglio di così non poteva partire. Allora, nel frattempo io ho in mano tanti premi perché in realtà il Bari fa incetta di premi, non so se vogliamo consegnarlo consegniamo questo al il Presidente. premio anche Esatto. come miglior squadra, quindi Presidente sono due premi ovviamente, da Presidente e da equipe, quindi da squadra e da club. Mister, un bilancio le chiedo finora di quella che è stata chiaramente questa stagione fin qui, che non è assolutamente terminata, neanche per l'anno in corso. Vabbè, il bilancio è sicuramente positivo, poi il premio è per lo scorso anno e quindi è giusto per me fare ringraziamenti a chi ha scelto la mia persona per allenare il Bari e ovviamente la squadra, perché senza la squadra non si va da nessuna parte, quindi io il mio premio lo condivido con tutti, con il mio staff, con la squadra. Il bilancio è positivo, dai, siamo contenti, non possiamo dire di non esserlo, però sappiamo che è un campionato difficilissimo, sappiamo che ogni domenica vincere una partita è un'impresa e quindi noi dobbiamo continuare a lavorare nella maniera giusta e cercare di rimanere su questa strada. Si dice sempre, mister, che la Serie B è il campionato più folle che c'è per eccellenza. È realmente così? Ma penso di sì, perché sono tantissime squadre forti, ma io fare dei pronostici in questo momento bisognerebbe essere dei maghi, quindi bisogna tenere duro, non mollare un centimetro e lavorare continuamente nella maniera giusta.
Grazie. Ultima considerazione col Presidente, perché parliamo di una squadra forte, parliamo di un campionato tosto, però le faccio questa domanda, Presidente: cosa rappresenta Bari per il calcio italiano, secondo lei? Beh, Bari è una piazza importantissima, lo ha dimostrato l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, perché siamo per esempio l'8ª squadra in Italia come presenza allo stadio. Abbiamo avuto lo stadio con quasi 40.000 presenze, abbiamo una media di 29.000 spettatori. Questo è bello per il mondo del calcio, perché cerchiamo di riportare anche le famiglie, i bambini, tantissimi, più tifosi possibili, e quindi è bello anche puntare a un calcio diverso. Noi ci stiamo investendo tanto col Bari, e Bari innanzitutto è una città importantissima per il nostro campionato, ma per il calcio italiano in generale, quindi molto felice di aver riportato il Bari dove comincia a meritare di essere. Complimenti ancora, Presidente. Giustamente Gabriele, mi segnalano, hai dato 2 premi al Presidente, ma in realtà ce n'è un terzo, Presidente. Non so se lei è a posto in questo momento, ma il Bari viene premiato anche come miglior tifoseria. Lo possiamo consegnare al Presidente, non so se lo vuole tenere il mister, così magari aiutiamo. Mister, lei di supporto fattivamente anche al Presidente in questo caso, ci aiuta in tutto questo. Mi rimane da dirvi solo complimenti e in bocca al lupo. Complimenti. Crepi, grazie. Complimenti anche perché abbiamo fatto un mix. Questo glielo consegniamo al tavolo perché... un mix vincente. Presidente, allenatore, club, squadra e ovviamente tifoseria. Ma non ci fermiamo qui, cara Giada, con il Bari, perché abbiamo anche il direttore sportivo, miglior direttore sportivo, Ciro Polito. E poi i giocatori, il miglior portiere Pierluigi Frattali e terzino Raffaele Puccino. Applauso ancora al Bari, facciamoci sentire un po' di più qui in sala, grazie. Io lo so che hanno fame, giustamente. Buonasera, Salve, buonasera. Salve. Ciao. Con molti ci rivediamo, sì, esatto. Con Gigi Frattali, anche lui è diventato un abitué, giustamente. Allora, io partirei da Ciro Polito, perché comunque è uno dei direttori sportivi più interessanti, anche, non so se in chiave mercato magari, perché poi c'è anche il mercato dei direttori sportivi, però poi essere il DS del Bari con questa società, con questo allenatore, con questa piazza e con questi risultati, queste soddisfazioni, insomma, tutto rende più facile, no, direttore? Certo, innanzitutto buonasera a tutti, altrimenti sono in difetto. Quando vengono i risultati sicuramente va meglio per tutti, va meglio per me, perché tanto è inutile che ci nascondiamo, il calcio è fatto di risultati e nel momento in cui non vengono siamo tutti in discussione. Ad oggi ci godiamo questo momento e speriamo che ne possiamo fare ancora tanti altri e tenerci stretto questo Bari. Miglior portiere invece del girone per lo scorso anno, quanta soddisfazione c'è del percorso tuo personale e di squadra? Buonasera a tutti, innanzitutto avete portato fortuna lo scorso anno che l'avevo già vinto e quindi poi siamo riusciti a vincere il campionato, quindi fa ancora più piacere. E la soddisfazione è tanta perché comunque abbiamo tutti insieme raggiunto un risultato importantissimo che penso che la città e i tifosi meritino. Speriamo di poter continuare su questa scia anche quest'anno. Una domanda la facciamo anche a Puccino, perché comunque fa parte integrante di questa squadra. È anche il campionato delle grandi firme e delle grandi piazze, quello della Serie B, no? Ce ne sono veramente tante e aumenta ancora di più la concorrenza. Ma sì, sicuramente, innanzitutto buonasera. Sicuramente è un campionato importante quest'anno, è molto equilibrato, dove ci sono tante squadre candidate a vincere, che hanno fatto comunque una squadra per vincere il campionato. Noi per merito direi ci troviamo lì sopra, sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma abbiamo dimostrato, abbiamo meritato secondo me la posizione che abbiamo in classifica. Sappiamo che dobbiamo continuare a lottare con grande umiltà per mantenere la posizione che attualmente meritiamo, poi vediamo a fine campionato. Complimenti ragazzi, complimenti direttore. E fra un poco prepariamoci anche per il calciomercato, direttore. Ci vuole tempo. No, lascia stare. Il tempo stringe. Viene prima Genova, Natale, poi Befana e poi calciomercato. E poi se ne parla. Ciao direttore, grazie. Assolutamente, se ne parlerà. Allora, andiamo ancora col ruolo dell'addetto stampa. Sì, tra l'altro
Sì, vai. Abbiamo tanto parlato dei modi di comunicare nuovi, sbirciando negli ultimi giorni i social network di questa squadra in particolar modo. Sarà contento, l'ha detto Stampa, sarà contenta tutta la società. C'è un video che è veramente bellissimo in questo momento e io l'ho definito in diretta televisiva un inno alla vita. Ti spiegherò tra pochissimo chi è, intanto facciamo salire sul palco l'ospite. Ferdinando Ielasi, ha detto Stampa Regina. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera, ciao. Facciamo ciao. salire Buonasera. le ragazze per la targa e per il gadget. Altra piazza importante, altra firma Sì. storica ma notevole nel campionato di Serie B, e poi tra l'altro anche il ruolo ovviamente dell'ufficio comunicazione dell'addetto stampa a Reggio Calabria, anche qui si fa sentire. Sì, è un momento bellissimo che dedico alla grande famiglia Regina. Condivido questo premio con i ragazzi dell'ufficio stampa e comunicazione, perché credetemi non è una frase fatta, questo premio è anche loro. Concedetemi una dedica personale a mio padre, alla mia compagna, ai miei familiari, e un pensiero davvero speciale per una grande persona che purtroppo ci ha lasciato poco più di un anno fa e che ha dato tantissimo alla Regina. Il suo nome è Massimo Bandiera, che tra l'altro è stato anche responsabile dell'ufficio stampa. Questa splendida serata per noi è l'occasione per ricordare. C'è un applauso che- in sala che voglio sottolineare Grazie, chiaramente, ed è doveroso. Questa splendida serata è veramente l'occasione per ribadire che il ricordo, l'insegnamento di Massimo continuerà ad illuminare il nostro cammino di professionisti e di uomini. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Grazie anche alla Regina. Andiamo avanti Gabriele, perché qui c'è un po' una sorta di dinastia. Lui è il più grande. Sì. Ma anche loro li abbiamo visti su Sport Italia. Esatto. In realtà crescere, soprattutto i due fratelli. Di chi parliamo? La famiglia Esposito praticamente, perché il calcio è nel DNA, e abbiamo, attenzione perché segnatevi questo nome perché ne sentiremo parlare in futuro e anche nel presente, Salvatore Esposito, la SPAL, rappresentata oggi Premiato come miglior qui al Gran centrocampista Galà. nella top 11. Ciao Salvatore, vieni pure qui al centro. Complimenti, arriva il premio per Salvatore Esposito. Abbiamo sottolineato una famiglia di calciatori, ce ne sono tanti, noi seguiamo il più piccolo, perché Adesso il più piccolo. Francesco Pio, poi abbiamo seguito Sebastiano e parzialmente abbiamo seguito anche chi è più grande degli altri, Salvatore. No, sì, naturalmente non è una cosa che capita tutti i giorni avere 3 ragazzi che giocano a calcio. E per me e per la mia famiglia è un orgoglio, e sono contento che anche i miei fratelli hanno intrapreso questa strada e si divertono. Visto il tuo ruolo e visto quello che è il tuo allenatore, la domanda lo sai che tanto è d'obbligo, l'emozione no, di vederlo tutti i giorni Daniele Rossi. No, sì, sono un ragazzo fortunato, perché avere in panchina, non mi sono mai nascosto, del proprio idolo è un'emozione fantastica, e sto cercando di rubargli il più possibile per poi portarmelo dietro nella mia carriera. Mi dici se è più forte Francesco Pio o Sebastiano? È una domanda nuova questa, non me la fanno mai. No, sicuramente a casa ci siamo preimpostati di rispondere che il più forte è quello più piccolo, quindi andiamo avanti così. Domanda mia scontata, risposta anche tua scontata, così siamo pari, palla al centro. Grazie Salvatore. Complimenti a Salvatore Esposito, dato già nel giro della nazionale, quindi è un ragazzo che è cresciuto notevolmente. Altro blocco che facciamo, cara Giada, però adesso andiamo al nord. Esatto, ci spostiamo. Ci spostiamo, andiamo zona Bolzano. Vogliamo a Bolzano perché è una società che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé, perché è attenta su ogni aspetto. Mi fa molto piacere premiare i personaggi che tra pochissimo saliranno sul palco, Gabriele. Giacomo Poluzzi, Giovanni Saro e Paolo Bravo, rispettivamente portiere, difensore e direttore sportivo del Sud Tirol, società con grande merito, perché a Bolzano si lavora molto bene e nel Sud Tirol soprattutto. Non posso chiamarlo di... Non ci sono... Giustamente, Poluzzi dovrà continuare a parare come ha sempre fatto bene finora, quindi consegniamo, no? Aspetta, facciamo così. Consegniamo solo il premio del Paolo direttore, Bravo. poi ai ragazzi arriveranno chiaramente i premi successivamente, così non facciamo confusione sul palco. Bravo, un direttore che solitamente odia parlare ai giornalisti. L'ultimo giorno di mercato, direttore, fai di tutto per evitare le domande. Anche perché non è che nella nostra sessione di mercato abbiamo tanto da annunciare.
È una realtà importante, una realtà che si sta facendo conoscere, di persone serie con una mentalità prettamente tedesca, quindi in Germania 1 più 1 fa sempre 2, non fa 2 e mezzo o 3, e si sposa perfettamente con quello che è il mio modo di essere, programmano le cose e questo poi ti dà alla lunga la possibilità di ottenere dei risultati anche impensabili. La sensazione negli ultimi anni che questo step dovesse arrivare prima o poi, no? Perché il modo meticoloso di lavorare, lo diceva giustamente lei, al direttore, prima o poi doveva dare i frutti sperati. Decidere di vincere non si può mai dire, programmare un successo lo si può fare, poi è logico che ti può venire un anno magari no, però questo è il loro modo di essere e comunque alla lunga può sempre portare dei risultati. Avete un centro sportivo che è un gioiello, è una testimonianza che se si vuol fare bene si può? Sì, alla fine di dei campi, e questa è la prima cosa, quindi prima di fare la squadra hanno pensato a questo, hanno fatto lo stadio che adesso è un gioiellino per quello che è la nostra dimensione e questo fa sì che il Südtirol può essere anche attrattivo per i giocatori che vogliono trovare una certa dimensione. Complimenti direttore, complimenti per... Non chiamarlo direttore se no si arrabbia, grazie. Complimenti a Paolo Bravo per il modello su Tirol, aggiungerei io, perché comunque è un modello all'avanguardia nel campionato di Serie B. Io stavo cercando di capire se abbiamo ancora tempo. Sì, abbiamo ancora tempo, Gabriele, vogliamo andare avanti? Sì, andiamo in un'altra città, un'altra piazza insomma importante che ha fatto la B, ora è a livelli notevoli anche in Serie C e non solo. La Virtus Entella con il miglior giovane allenatore Gennaro Volpe, Luca Zamparo e Simone Tascone per la Virtus Entella. Vediamo se ci sono tutti quelli che abbiamo chiamato, perché forse qualcuno... Arrivano. Vediamo. Sì, ci arrivano i ragazzi della Virtus Entella. Ci sono tutti. C'è anche un giovane allenatore che sta facendo strada. Sì. Pian pianino. Arrivano. Buonasera, venite pure, io mi Eccoci sposto, qui. mi Ciao, faccio ragazzi. da parte. Arrivano i premi. Allora, buonasera. Allora, mister. Eccolo. Per Tascone, Zamparo e appunto Gennaro Volpe. Mister, hai avuto una crescita esponenziale, Ti ricordo ancora quando giocavi, pochi anni fa, pochi mesi fa. Si giocava. No, eri forte da giocatore e anche da allenatore, però. Meno pensieri quando si giocava. Ora c'è da pensare a tante cose, però insomma è bello, il ruolo è bellissimo, è ricco di difficoltà, però insomma è anche gratificante, soprattutto quando si vince. Com'è stato il passaggio? Difficile, perché giocare è il sogno che avevo da bambino, per chi inizia a giocare a calcio è il top. Smettere non è mai semplice, però insomma non ho avuto nemmeno tempo di pensarci perché mi sono tuffato subito in questo nuovo ruolo che insomma che mi piace molto. Sì, voglio fare un commento anche sull'allenatore che avete a disposizione, perché poi la piazza è una piazza comunque importante per quanto riguarda questo campionato e non solo, le ambizioni sono tante, però l'allenatore è in gamba. È in gamba, sì, ha appena iniziato, ma è uno che si applica, che cerca sempre di migliorarsi e noi cerchiamo di andargli dietro e provare a fare questa impresa che dobbiamo fare quest'anno. Anche lì la concorrenza è tanta comunque, anche a livello ovviamente di obiettivo, che è quello di tornare presto nella serie cadetta. Sì, sicuramente l'obiettivo è vincere il campionato, ma ce la metteremo tutta fino all'ultima giornata. Complimenti al mister e ai ragazzi della Virtus Entella. Grazie. Ci fermiamo, direi un piccolo break e poi torniamo ancora con tante premiazioni, ancora con il Galà, il festival del calcio italiano, fra poco.
Giochiamo con i premi e ce n'è uno un po' speciale adesso, Gabriele. Sì, ce n'è uno speciale perché io chiamo innanzitutto Donato Alfani e poi Claudio Pisapia, segretario generale Federcom Tour, perché è un premio speciale in memoria di Giuseppe Soglia, che è stato un presidente storico soprattutto per la Salernitana, e riceve il premio la dottoressa Nunzia Soglia. Quindi un applauso per la figura di uno dei presidenti storici appunto della piazza di Salerno. Salve dottoressa, prego, qui centrale. Prego. Facciamo salire per consegnare il premio. Allora Pisapia, ovviamente andiamo a celebrare una figura storica per il calcio salernitano e per la Salernitana. Io stasera vedo tanti ragazzi che hanno giocato a Salerno e credo che la svolta della Salernitana dopo 25 anni di Serie C sia stata quella del presidente Soglia. Noi eravamo ragazzi, lo chiamavamo Don Peppino, e è stato il momento più bello quando siamo usciti dal Vestuti e siamo andati a giocare alla Rechi grazie al presidente Soglia. Poi da lì è partito tutto, perché poi la Salernitana è andata in B, è tornata in C, poi è risalita con Casillo e tutto quant'altro c'è stato dietro. Però la vera svolta a Salerno è stato il presidente Soglia. Donato, se vuoi aggiungere qualcosa, perché poi andiamo a premiare ovviamente con un premio speciale la dottoressa. Ma fondamentalmente ringrazio Claudio Pisapia, ma soprattutto ringrazio la famiglia Soglia, con grande piacere, con grande onore, che ovviamente abbiamo dedicato in modo molto giusto, molto bello, questo premio speciale, perché ovviamente è la storia della Salernitana, ma soprattutto anche alla dottoressa facciamo dire qualcosa. Grazie, buonasera a tutti intanto, grazie all'organizzazione per questo premio che è anche un regalo, perché ieri in realtà mio padre avrebbe compiuto gli anni, per cui ricevere questo premio stasera lo avrebbe reso estremamente orgoglioso. Quindi grazie, mi piace pensare che da qualche parte ci stia guardando, ci sta ascoltando. Grazie. Pisapia, voleva aggiungere qualcosa? Sì, noi con la dottoressa Soglia e con la famiglia Soglia stiamo costituendo, abbiamo quasi già costituito una fondazione proprio per portare avanti, una fondazione a nome di Giuseppe Soglia, per portare avanti quello che sono le prerogative, quelle che erano le sue regole, il calcio, i giovani, l'occupazione, l'impresa, tutto quello che è stato l'inizio dello sport e della Salernitana. Complimenti e soprattutto un applauso per un pezzo importante della storia della Salernitana. Complimenti. E il Festival del Calcio Italiano è anche questo, ovviamente ricordare grandi personaggi. Tra l'altro qui siamo a 2 passi da Salerno e di conseguenza insomma una figura storica della Salernitana andava ricordata. Proseguiamo con 2 allenatori, Gabriele. Stiamo variando tra Serie A, Serie B, Serie C, perché per noi in realtà esatto, 2 allenatori. Non ci sono categorie di differenza da questo punto di vista. L'abbiamo detto, e poi anche è un po' il succo del nostro festival, insomma, andare a rappresentare tutto il territorio italiano in ogni latitudine e ogni categoria. Premiamo Luca Tabbiani, miglior allenatore con il Fiorenzuola, e Lamberto Zauli, anche qui miglior allenatore. Ribadiamo per la scorsa stagione, vediamo se ci sono. Mister sì, Tabbiani lo vedo, esatto. E forse non vedo Lamberto Zauli. Chiediamo conferma sugli altri, non c'è, altrimenti no. Allora premiamo Luca Tabbiani. Gli imprevisti sono sempre all'ordine del giorno, quelli improvvisi. Mister Tabbiani. Ciao, ed è per mister. questo che ringraziamo sempre di più chi fino alla fine risponde presente chiaramente ai nostri inviti. Vai Gabri. Sì, faccio i complimenti. Tra l'altro Luca lo ritrovo, una volta è stato anche seconda voce in primavera con noi a Sport Italia. Fiorenzuola, insomma, mister, non vi accontentate, perché poi l'asticella viene alzata dalla vostra squadra e da te in particolar modo. Beh sì, dai, per ora quest'anno stiamo andando bene, cerchiamo di alzare un po' di più l'asticella, appunto, vediamo se riusciamo a raggiungere i playoff. È un campionato competitivo, però per ora ci siamo dentro e cercheremo di fare di tutto per restarci. Mister, non so se hai la stessa mia sensazione, che anno dopo anno in realtà i gironi si stanno equilibrando sempre più. Sì, ma come sempre i giocatori di C alla fine sono giocatori di C, qualcuno poi emergerà e andrà in Serie B, però bene o male
il lavoro, i ragazzi hanno le stesse qualità, quindi poi qualche volta c'è qualche squadra più forte in un girone rispetto a un altro, ma nel complesso sono abbastanza equilibrati. E allora in bocca al lupo. Complimenti, in bocca al lupo mister, complimenti al Fiorenzuola, complimenti a Luca Dabbiani. A proposito di allenatori, E da uno giovane abbiamo un veterano, sì. un'istituzione del calcio italiano, di piazze ne ha allenate tante, ha avuto successi anche importanti un po' anche qui in tutte le categorie e non solo. Un grande applauso perché prende il premio come allenatore nella top 11 mister Silvio Baldini. lo abbiamo visto sicuramente, quindi siamo certi della sua presenza. Eccolo, arriva il mister Baldini. arriva. Facciamo un applauso perché comunque è un'istituzione delle panchine italiane, del calcio italiano. Va bene. L'abbiamo Mister fatto Silvio passare dalle Baldini. retrovie, ma va bene lo stesso. Ciao mister, complimenti. Di nuovo Prego. mister. Arriva il premio per Silvio Baldini. Eccolo qua. Mister, ti faccio una domanda ben precisa perché abbiamo detto tante piazze allenate, insomma, da tanti anni sulla cresta dell'onda. Un aggettivo per definire il ruolo dell'allenatore, insomma, tu ne hai viste veramente di tante. Ma non te lo so dire, io penso che un allenatore deve essere abbastanza fortunato, perché bisogna avere fortuna anche quando si guida in macchina per la strada, quindi ti puoi immaginare a fare questo mestiere. È molto legato a degli episodi e avere un pizzico di fortuna non guasta mai. Mister, analizzando anche un po' la situazione attuale, ti faccio una domanda anche sulla Serie A, perché di allenatori ce ne sono tanti, alcuni più esperti, altri meno esperti. La classe toscana è sempre una classe importante. Luciano Spalletti con il Napoli, come lo giudichi e soprattutto se può essere l'anno giusto per il Napoli e per Spalletti, secondo te? Ma Spalletti ha dimostrato di saper fare questo mestiere, perché ogni anno si rinnova, ogni anno propone ai giocatori un qualcosa per incuriosirli, per farli crescere. Credo che il Napoli abbia giocato il miglior calcio non in Italia ma in Europa, e quando succedono queste cose alla fine sicuramente avrà un premio. Io l'ultima domanda invece... No, volevo dire una cosa io. Certo. Siccome stasera qua ho fatto venire un ragazzo che l'anno scorso giocava con me, che si chiama Dall'Olio Jacopo, ma per un semplice motivo, perché questa riconoscenza che mi avete dato, non potendola condividere con tutta la squadra fisicamente, dare a ognuno un premio, questo ragazzo l'anno scorso all'ultima partita, proprio prima di andare a Bari, ha avuto un grave lutto, ha perso il papà, aveva 59 anni e dalla sera alla mattina purtroppo non c'è stato più. Lui è venuto da me e mi ha detto: mister, io voglio giocare, voglio fare questi playoff. Allora io questa riconoscenza la voglio dare a lui, perché lui deve sapere che in questa riconoscenza può trovare sempre in un piccolo angolo del suo cuore, nelle sue preghiere, suo papà, e quindi ecco, vorrei dedicarla a questo ragazzo. Complimenti. Complimenti mister. Ogni mia domanda adesso diventa superflua, a dire il vero, quindi del suo futuro non glielo chiedo, perché quello che ha appena detto vale più di qualsiasi altra domanda che io le potessi fare. Grazie per... Il futuro, quando uno arriva a una certa età, è semplicissimo. Quando uno supera i 60 anni, io ne ho 64, non deve fare tanti calcoli, deve cercare di, come si può dire, di investire tutto sul tempo. Infatti secondo me i soldi servono a poco. Se tu hai soldi e non ci sei è come non aver nulla. Quindi il tempo bisogna dedicarlo a quelle persone che riescono a darti delle emozioni, e queste persone, al di là della famiglia, che possono essere a volte anche degli amici, che nelle difficoltà ti fanno capire, non quando tu sei in difficoltà, loro quando sono in difficoltà ti fanno capire che la vita, se uno è solidale, fa un qualcosa di importante. Quindi dare solidarietà alle persone in difficoltà, questo è l'investimento che cerco di fare io. Complimenti. Grazie. Veramente mister. Grazie. Complimenti anche per le belle parole, insomma, perché sì. abbiamo detto è un personaggio a tutto tondo, Silvio Baldini, insomma, al di là del discorso prettamente calcistico. Qualcuno dice: chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio, perché bisogna in realtà davvero aprire la mente al di là del rettangolo verde. Proseguiamo, Gabri, se sei d'accordo, però li dividiamo in due, così non facciamo impazzire le ragazze ok. nel consegnare le targhe. E qui parliamo di una piazza che è anche qui una piazza storica del calcio italiano, che sta facendo una stagione straordinaria, sono di numeri e non solo. Parliamo di Catanzaro,
premiamo Antonio Cinelli e Luca Martinelli del Catanzaro. Dicevamo, il blocco è un blocco folto, vi dividiamo così non facciamo confusione sul palco, esatto, nel frattempo. E arrivano anche i premi, stagione straordinaria, quella attuale ovviamente. Sì. E poi andiamo anche su altre premiazioni, Buonasera, sempre sul Catanzaro. buonasera. Ciao, ben trovati. Andiamo con i premi. Eccoli qui, i premi. C'è poco da fare, analizzando i numeri attuali è qualcosa, un rullo compressore. Sì, sicuramente, però è ancora presto, c'è da lottare, il campione è lungo. Piazza notevole, devo dire, e soprattutto anche lì spesso definiamo la Serie B, poi anche in Serie C insomma ci sono piazze che quasi vanno a rendere quel campionato una sorta di B2 sostanzialmente. Catanzaro è partito bene e soprattutto nel segno della continuità, perché così tra virgolette ammazzi anche i campionati. No, sicuramente stiamo facendo un campionato importante, la nostra piazza penso che si conosca in tutta Italia e non solo, merita palcoscenici diversi, categorie diverse, sono tanti anni che manca e cerchiamo di riportarla dove merita. Assolutamente, complimenti a Cinelli e Martinelli. Ma non smettiamo di parlare, grazie, nel frattempo di Catanzaro, Gabriele, perché se abbiamo premiato centrocampista e difensore della top 11, abbiamo altri ruoli. Sì, abbiamo il direttore sportivo Diego Foresti e miglior gol Alessio Curcio, sempre con il Catanzaro protagonista, questo per quanto riguarda la stagione scorsa, per quanto riguarda la stagione attuale. Anche qui poi la squadra è stata costruita in un certo modo, giustamente, e i risultati stanno arrivando. Ecco qui, complimenti al direttore. Ciao direttore, fa piacere ritrovarti tra l'altro in questa veste e soprattutto con questi numeri. Eccoli qui i premi. Tra l'altro coinvolgo subito il direttore perché poi secondo me, direttore, la scelta è stata azzeccata anche in panchina. Sì, da un anno abbiamo cambiato il mister, quindi già i 6 mesi precedenti sono stati buoni l'anno scorso, ha espresso un ottimo calcio. Quest'anno siamo partiti benissimo, chiaramente la stagione è lunga, cerchiamo di sognare in piccolo, nel senso che sogniamo tutte le domeniche partita dopo partita, perché è un campionato difficile, un girone molto difficile. Se noi stiamo facendo dei numeri importanti, record su record, c'è una squadra che ha solo 6 punti, quindi vuol dire che stanno facendo bene anche loro. Quindi è un motivo in più per fare più attenzione, per tutte le domeniche pensare a qualcosa di importante. Alessio, mi pare evidente che l'entusiasmo ci sia, ma anche la voglia, no? Giustamente da parte del direttore, di dire step by step, passo dopo passo. Sì, quella è la parola d'ordine, passo dopo passo, domenica dopo domenica cercheremo di fare sempre meglio per arrivare all'obiettivo finale. Complimenti al Catanzaro, complimenti ovviamente a quello che stanno facendo e in bocca al lupo per il futuro. Lupo, esatto. assolutamente. Grazie. Allora, noi qualche istante ci dobbiamo fermare, è d'obbligo, Gabri? Sì. Li lasciamo mangiare in pace, chiaramente, per quello che è la serata di adesso, perché abbiamo l'obbligo di lasciare qualche secondo in pace. Perfetto.
Eccoci, tornati. Altro segmento, Giada. Sei stanca, no? Assolutamente no. Ripartiamo velocemente, però ripartiamo adesso da un'altra società importante. Altra società importante, parliamo del Foggia, che viene premiata con il miglior difensore, il miglior centrocampista, Giuseppe Nicolao e Davide Petterman. Questo per il Foggia Calcio. Che vediamo arrivare. Arrivano i ragazzi del Foggia. Eccoli qua. Naturalmente svariamo un po' con le piazze in giro per l'Italia. Piazze insomma. tra l'altro tutte, buonasera, tra l'altro piazze tutte molto Eccoli importanti qui, del nostro i premi calcio. Per Peterman e appunto per Giuseppe Nicolao, difensore centrocampista per il Foggia, a cui facciamo i complimenti ovviamente. Anche qui piazza gloriosa, piazza importante del calcio italiano, in un campionato non semplicissimo. Sì, è una grande piazza, purtroppo non è stato un buon inizio di campionato, ma ci stiamo riprendendo alla grande, siamo anche in semifinale di Coppa Italia, che è un nostro grande obiettivo, e speriamo di dare grandi soddisfazioni alla piazza, che è una delle più importanti della categoria. Assolutamente, e sì, l'obiettivo è quello di migliorarsi sempre di più in un campionato, come detto, non semplice, dove la concorrenza è agguerrita un po' in tutte le zone della classifica. Sì, noi stiamo lavorando tanto e speriamo di dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi, che ci fanno sempre sentire il loro supporto. E allora in bocca al lupo. In bocca al lupo al Foggia, complimenti ragazzi. Grazie. Complimenti a Nicolao e Petterman. Altre premiazioni, altri premi, allora li facciamo uno alla volta, già, va bene. Partiamo dall'Avellino con miglior centrocampista Daniele Franco dell'Avellino. Lo vediamo. Sì. Sta arrivando. Arrivano, la sala è talmente grande che ovviamente bisogna poi trovarli, ragazzi. Eccoli qui, arrivano. E arriva anche il premio per Daniele Franco. Chiaramente tanta Serie C, prego vieni pure al centro, una categoria che non ha bisogno di presentazione, lo dicevamo anno dopo anno, diventa sempre più competitiva, e piazze storiche del calcio italiano, piazze importanti con tifoserie soprattutto calorose. Sì, è una piazza importante, una piazza esigente, e siamo partiti all'inizio con un po' di difficoltà, ora piano piano ci stiamo riprendendo con l'avvento del mister, quindi sicuramente potremo fare grandi cose. La tua ambizione personale? Fare il meglio possibile. E allora in bocca al lupo. Complimenti Daniele Franco, miglior centrocampista con l'Avellino. Andiamo anche nel reparto d'attacco, gli attaccanti, Jacopo Manconi, Albino Leffe. E qui lo ritroviamo, perché se non erro lo abbiamo premiato lo scorso anno, mi confermerà lui di sì, esatto. Ci sono dei ritorni. Ci sono dei ritorni è una cosa positiva, perché secondo me. Evidentemente anno dopo anno il lavoro fatto sul campo sta premiando. Ed è assolutamente il caso di Jacopo. Gabriele. Jacopo, quando si vince un premio, quando si ritorna a vincere un premio, significa che la continuità è giusta, la costanza sia nel lavoro giornaliero che poi nei risultati. Esatto, sì, questo significa che ogni giocatore deve avere degli obiettivi e ogni anno deve far sempre meglio, perché sono cose bellissime queste qua. Una battuta, non so se ormai sono più i premi o i tatuaggi. Tatuaggi. Va bene, allora ci adopereremo per dartene altri di premi. Complimenti a Jacopo Manconi. Complimenti anche al club d'appartenenza, ovvero all'Albino Leffe. Proseguiamo, Gabri. Altro attaccante, la Turris, Vito Leonetti per la Turris. Eccolo qua. Buonasera. Arriva anche qui il premio. Ciao. Premio importante, insomma, premio di un certo spessore per te. Sì, un premio importantissimo, è il primo, sono contento, ringrazio tutti i miei compagni di squadra che sono stati fondamentali per raggiungerlo. Facciamo i complimenti e speriamo che sia il primo di una lunga serie per te. Speriamo sì, dai, grazie. In bocca al lupo allora, anche perché come hai visto spesso si ritorna su questo palco, quindi è di buon auspicio. Grazie e in bocca al lupo anche a lui. Proseguiamo. Nel nostro virtuale e anche reale tour in giro per l'Italia stiamo torniamo facendo un po' di nord, su e giù, perché ovunque. abbiamo detto è un po'
la curiosità, la caratteristica di questo premio ideato da Donato Alfani, insomma, il Festival del Calcio dall'Italia, insomma, dal nord al sud, isole comprese. Andiamo al nord, Tommy Maestrello, il Renate, premiamo anche qui nella top 11. Esatto, come miglior attaccante. Facciamo un applauso ancora, grazie. Buonasera, il premio sta arrivando. Arriva il premio. Allora, vediamo, se no ti aiutiamo, anche perché vedo che c'è una mano leggermente con qualche problema. Sì, no, niente di che, dai, mi sono lussato un dito, ma cose da gioco. Sì, no, tra l'altro il Renate è una delle belle realtà del calcio italiano, anche perché poi i risultati stanno arrivando anche per voi, eh? Sì, assolutamente, sono anni che stiamo stupendo, diciamo, con i risultati, con i risultati appunto che portiamo ogni domenica in campo, quindi speriamo di continuare a divertirci e stupire la gente. Complimenti, in bocca al lupo. In bocca al lupo naturalmente. e Tommy complimenti Maestrello. Realmente a Renate, perché dicevi bene tu che Brele ogni anno, no, c'è quella squadra che fa bene e poi è un piacere quando soprattutto gli anni dopo si confermano, e Renate è ormai una conferma comunque in Serie C e in Lega Pro. Proseguiamo. Andiamo a Potenza invece. Allora vuoi sempre fare su e giù per l'Italia? Sì, è bello fare così, insomma, dal nord al sud, giriamo tutta l'Italia. Emanuele Matino, Potenza, anche qui top 11 del campionato. Eccolo qua, sta arrivando. Arriva anche qui il premio. Premiato chiaramente come difensore centrale nella top 11 di Serie C. Complimenti. Anche qui ti facciamo i complimenti. Un tuo commento anche sul premio. Grazie del premio e lo condivido con i miei amici della squadra, che fa parte anche per loro. Molto bene, i miei amici della squadra, quindi giustamente compagni di squadra, ma soprattutto amici. Complimenti Emanuele per questo premio. Poi ci sono i premi alla carriera. E tra l'altro abbiamo appena avuto un difensore. Lui sì. faceva tutt'altro di ruolo. Allora, quando cito questo giocatore, che anche lui è un amico. Torna spesso qui sul palco del Gran Galà del calcio. Quando citiamo questo giocatore, uguale Bomber, perché un Bomber che ha il gol nel DNA, lo ha espresso in tutte le categorie, in tutte le squadre. Stavo cercando di capire se ha capito che la descrizione è la sua, se si stava alzando. Premio alla carriera per Felice Evacuo, che è un'istituzione del calcio. Ovviamente l'abbiamo premiato più volte, sia in campo e sia poi alla carriera. Eccolo qui, arriva Felice Evacuo. Ciao Felice, ciao, tutto bene? Ciao. Allora, prego, assolutamente per... Assolutamente, tante squadre per Felice Evacuo. Tra l'altro premio alla carriera, uno dice la persona è un po' anziana. No, Felice Evacuo è sempre giovane. Ho 40 anni, giovane no. E non sentirli però. Calcisticamente no. Adesso la domanda è, adesso arriva il bello? Assolutamente, perché il calcio, diciamo, è stata la mia vita, la mia passione, quindi mi piacerebbe molto continuare in questo mondo, anche se so che tolti i pantaloncini diventa tutto più difficile. Eh sì, assolutamente, molti dicono che togliersi gli scarpini è la cosa più difficile. Terrificante. È davvero, diciamo, una brutta sensazione, soprattutto per chi è stato abituato, diciamo, tutti i giorni ad alzarsi, avere un obiettivo, vivere un gruppo, gli spogliatoi, che poi sono le cose che ti tengono vivo e che ti danno lo stimolo tutti i giorni per andare e gioire e soffrire insieme ad altri compagni. Felice, una curiosità, io ti seguo da sempre, insomma, no? Con tante piazze abbiamo condiviso anche con te, Serie A, Serie B, Serie C, insomma, di tutto, hai fatto gol in tutte le parti. Il Felice Evacuo del futuro, insomma, l'abbiamo detto. Come stai studiando? Insomma, come ti vedi? Cosa vuoi fare da grande, no? Si Guarda, dice così. So quello che non voglio fare, l'allenatore. Ok, e già lo scartiamo. Poi? Perché gestire 25 giocatori al tempo di oggi penso che sia davvero molto difficile, quindi è l'unica cosa che non voglio fare. Spero di poter rivestire un ruolo dirigenziale oppure fare l'agente, insomma, un ruolo che va al di fuori dal campo. Giacca e cravatta? Assolutamente sì. E allora in bocca al lupo, assolutamente, per ogni tua scelta, ma tanto Felice, ti ritroveremo, lo sappiamo bene. Gabri, vogliamo? Sì. Torniamo al concetto di procuratore, perché comunque ci sono diversi da premiare. Allora, li premiamo insieme. Sì. Miglior procuratore Serie B, Giovanni Tateo.
poi Valeriano Narcisi e Bruno Di Napoli. Ed è un piacere chiaramente perché sono amici di questo palco in generale nel corso degli anni. Mi sposto Eccoli qui. io, prego, Ciao. prego. Ciao. Anche qui ragazzi che vediamo e rivediamo e fa sempre piacere perché evidentemente sono sempre sul pezzo, come si suol dire. Arrivano anche i premi. Vi state preparando un po' per... ci siamo? Siamo sempre pronti. Gennaio torna la Serie A, torna tutto e torna soprattutto il calciomercato. Certo, quindi noi siamo sempre sul pezzo, sempre pronti. Ringraziamo Italia Sport Award, Donato Alfani ed Esposito in pratica per questa manifestazione. Allora arrivano i premi, che poi è la cosa più importante. E tra l'altro volevo coinvolgere anche gli altri procuratori, perché poi... Secondo me ce n'è uno che sa già la domanda probabilmente. No, oppure... Vediamo. Ce ne sono diversi di domande. Una la faccio, ovviamente su che dira la faccio la domanda, perché ovviamente... lo sappiamo, è facilissimo, però... no? No, sicuramente in questo momento siamo contentissimi per il percorso che sta facendo. Ha fatto un mondiale, secondo me, un'esperienza unica, quindi ringraziamo il Bari che ha dato la possibilità di mettersi in mostra. Poi aspettiamo per il futuro, vediamo cosa succede più avanti. Lo hai sentito? Immagino di sì. Sì, l'ho sentito anche adesso perché anche lui doveva essere premiato, quindi però con la nazionale sono rimasti lì perché vanno in Marocco, domani hanno la cena con il re, quindi non è potuto venire, anzi ringrazia appunto tutti per questo premio, mancherà occasione, la prossima volta speriamo che sarà qui presente. Assolutamente. Sì, facciamo i complimenti ai tre procuratori. A tutti e tre, esatto. Che scaldano i motori anche per il calciomercato invernale. Complimenti Complimenti e ragazzi. buon lavoro, come si suol dire in questo caso. Ci fermiamo o andiamo avanti? Decidi tu, Giada. Allora, abbiamo chiuso un blocco, diciamo così. Sì, abbiamo chiuso un blocco. Adesso ripartiamo con il ruolo. Spieghiamo semplicemente per la televisione, rifacciamo la passerella. Gabriele, vuoi fare la passerella allora? No, fallo tu, è meglio. Eccoci ritornati, Giada. Ultimo segmento, come lo chiami tu? Esatto. Ultimo blocco e ripartiamo direi dagli addetti stampa. Anche perché questa ultima infarinatura avrà i media soprattutto come protagonisti, oltre a tre club che sono stati protagonisti realmente lo scorso giugno con una premiazione. Partiamo però dagli addetti stampa. Esatto, partiamo con il Lecco. Filippo Giannotti, addetto stampa del Lecco. Anche qui continua il nostro tour reale e virtuale, non solo, per l'Italia, da sud a nord. Arriva il premio, eccolo qui, per Filippo Giannotti. Resta pure qua sul palco con noi mentre consegniamo anche i gadget. Gabri, chiamiamo anche... Sì, esatto, sempre nell'argomento addetti stampa con Marcello Tosi, addetto stampa della Reggiana, altra squadra che sta disputando un grandissimo campionato in linea con quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Altra piazza di grande rilevanza italiana. Buonasera. Complimenti a Marcello Tosi Reggiana. E andiamo qui, torniamo a sud, abbiamo detto isole comprese, Catania con Angelo Scaltriti, addetto stampa del Catania, a proposito di squadre che stanno tra virgolette ammazzando il campionato. Addetto stampa del Catania Angelo Scaltriti. E chiudiamo a detti stampa con Mirko Sorrentino della Paganese. Eccoci qua. Ciao. Ciao, ben ritrovato. Ciao. Anche qui tanti ragazzi giovani anche che ritroviamo nel corso degli anni. Qualcuno ha alzato il sopracciglio quando hai detto giovani. Non si sente evidentemente troppo giovane nell'anima, perché poi... Un po' di meno, po' meno che giovane. E allora... prendo te come riferimento per tutti. Chiedevo prima anche a qualche tuo collega quanto è cambiato, no? Il ruolo di addetto stampa negli ultimi anni, anche con l'evoluzione calcistica poi di questi ragazzi.
Cambiato tantissimo e soprattutto cambia con una velocità incredibile, perché dall'oggi al domani ci ritroviamo a fare i conti con nuove piattaforme, nuovi media, e questo chiaramente comporta uno sforzo di adeguamento, di sacrificio che facciamo volentieri, perché sappiamo di rappresentare la passione di tantissimi. E allora buon lavoro, direi, Sì, a tutti buon quanti, lavoro. perché ce n'è sempre tanto da fare anche in questo momento, nonostante tutto. Sì, complimenti, buon lavoro e grazie anche per il lavoro che fate anche con noi delle televisioni, insomma, con noi giornalisti. Grazie a voi ragazzi, grazie. È il premio Giada e ovviamente abbiamo detto tante piazze italiane, ma anche quelle che poi vincono i campionati e si affacciano tra i professionisti e non solo. Premi Serie D per la passata stagione, premiamo 3 società: l'Arsignano, il Giuliano e la Gelbison. Vediamo 3 chi squadre delle che si società sono, chiaramente viene a ritirare il premio. con i vari dirigenti ovviamente che abbiamo citato, Arsignano, Giuliano, Gelbison. Tra le 3 squadre chiaramente Arrivano. protagoniste, sì, assolutamente, nella cavalcata, nella promozione. I complimenti poi vanno chiaramente fatti un po' a tutte le squadre, no, Gabriele, che poi a giugno Certo. hanno festeggiato il salto di categoria. Premiamo questa sera queste 3 società presenti che hanno accettato l'invito del Festival del Calcio per ricevere il premio. Prego, vi lascio il palco perché Eccoci qui, assegniamo i siete voi i premi. protagonisti. Allora, Giuliano, andiamo col primo. Giuliano, Allora, mi sposto io. Giuliano, Arsignano, eccolo qui. Gelbison, Manca un premio che tra pochissimo vi consegneremo chiaramente, appena ci sarà la targa verrà recapitata al tavolo. Faccio una domanda generica, mi metto qui al centro così faccio rispondere voi direttamente. Il Presidente, quanta soddisfazione c'è stata a maggio e giugno? È una cosa unica, bellissima per il nostro territorio, che siamo una città piccola di 30.000 abitanti, dunque per noi è un sogno. E allora in bocca al lupo a voi, in bocca al lupo a quella che è una stagione chiaramente difficile per tutti sotto tanti punti di vista. In bocca al lupo. arrivano altri premi, poi arriveranno anche le targhe ovviamente. Grazie. Grazie, complimenti a tutti. Adesso entriamo nel mondo televisione, giornali, radio, carta stampata e chi più ne ha più ne metta, cara Giada. E così andiamo poi anche nel rush finale, insomma, che ci consente di andare a fare anche i ringraziamenti un po' a tutti. Partiamo dal giornalista sportivo dell'anno, uomo, e si associa anche al miglior quotidiano sportivo con Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Arrivano i premi sia come giornalista sportivo uomo e miglior quotidiano sportivo. Prende il premio chiaramente anche per il quotidiano. Beh, il nome di Antonio Giordano è un'istituzione anche qui, no? Firma storica e soprattutto tanto ancora da poter raccontare. Firma storica sa di vecchio, ma è vero, la foto lo racconta, d'altro canto era molto meglio quella fase lì della vita, non so se ho ancora tanto da raccontare, spero di sì. Non ho fatto niente di buono nella vita e non so perché mi abbiate premiato, ma io il premio me lo prendo. Grazie tanto. E allora complimenti chiaramente. Complimenti Antonio, complimenti. Passiamo al miglior bordocampo uomo, Gabriele, in questo caso, miglior TG sportivo. Esatto. Francesco Modugno di Eccolo Sky qua. Sport e Sky Sport 24. Ciao. Ciao, complimenti, ciao, ben ritrovato. Ecco il premio. Foto per fotografi, chiaramente di rito. Consegniamo anche quello per Sky Sport 24 che chiaramente ti chiediamo poi di consegnare alla redazione, Gabriele. Sì, io faccio una domanda secca a Francesco, quanto fa divertire questo Napoli? Beh, tanto. Fa divertire chi lo guarda, fa divertire onestamente anche chi lo racconta.
si raggiungono picchi emotivi che da queste parti insomma qualche volta si erano visti, ma quest'anno la speranza dei tifosi soprattutto è che si possa finalmente riuscire a coniugare la bellezza di quanto si vede, magari anche vincendo qualcosa. Complimenti per il lavoro, ovviamente. Grazie mille. Grazie a Francesco Modugno, Sky Sport. Andiamo avanti? Andiamo avanti, direi, se ho capito bene, che andiamo a miglior direttore testata sportiva web. Abbiamo avuto l'ok, Gabriele. Ok, è anche una questione di sguardi. È una questione di feeling e di sguardi con chi coordina le targhe, Gabriele. Eleonora Trotta, calciomercato.it. Eccola qua, abbiamo almeno una presenza femminile al mio fianco. Esatto. Quote rosa, sì. Quanto è difficile dirigere per noi donne quando si dice che solitamente questo è un mondo maschile? Io mi diverto perché lavorare con tutti gli uomini è divertente e non ci annoiamo mai, e poi c'è mia figlia di 3 anni e mezzo che mi aiuta all'occorrenza. Pronta a scrivere eventualmente. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Complimenti Eleonora, complimenti. Grazie. Dovremmo poter proseguire, Gabriele? Sì, mi fido di te. Penso anche io, sì, abbiamo l'ok, quindi possiamo andare avanti, perché riceve il premio come miglior programma televisivo. La domenica sportiva dovrebbe ritirare il premio, sì, lo vedo, esatto. Eccolo Andrea Siano. Eccolo qua, l'avevamo intravisto prima, esatto. Ciao, che eccoci, era al lavoro, giustamente. Era al lavoro. Beh, programma storico che non ha bisogno di presentazioni, no. Ovviamente. No, non ha bisogno di presentazioni, e fra l'altro questo è un premio che valorizza la missione del servizio pubblico, cioè quella di raccontare grandi storie, miti, leggende dello sport, ma non solo, ma anche le storie minime quotidiane, sai, quelle che poi sono il cuore della mission della RAI, del servizio pubblico, sono poi le storie che hanno gli occhi, le braccia e le gambe delle persone che incontriamo tutti i giorni, poi l'essenza anche del nostro mestiere. Complimenti Andrea, complimenti naturalmente alla domenica sportiva. Grazie. Miglior programma radiofonico, Gabriele? Radio Gol, Walter De Maggio. No, ci dicono di no, andiamo avanti e succede. È il bello dei premi e il bello Non anche dei forfait dell'ultimo istante. Fantacalcio. Web Fantacalcio. Carmine Cassandra. C'è. Arriva, Prego. arriva. Ritira la redazione al gran completo Ciao. in questo caso ed è anche giusto così. Complimenti alla redazione, ovviamente. Fantacalcio Web, Carmine Cassandra, grazie. Andiamo avanti con Ci dicono di sì, possiamo andare avanti. ADN Kronos, agenzia di stampa, Emanuele Rizzi. Quanto sono importanti le agenzie di stampa vorrei ricordarlo, perché ce lo si dimentica spesso e volentieri a dire il vero, ma sono fondamentali. Buonasera per chi fa questo lavoro e per chi si affida alle fonti importanti e serie per fare questo lavoro, lo ribadisco. Ecco il premio e buon lavoro, come si dice di consueto. Grazie, buon lavoro anche a voi e a tutti quanti. Grazie e buon lavoro e in bocca al lupo per il proseguo. Andiamo avanti con un amico, Redazione... mi permetto di dire sì, perché è un amico, mi ha aiutato per un intero anno quando conducevo una trasmissione sulla Serie C. Lui riceve non un solo premio, ma ne riceve fondamentalmente 2, perché Ivan Cardia viene a ritirare il premio per tutto mercato web radio solo. Va bene Luca, ok. Ricevi solo questo Ivan premio. Cardia? Io te ne volevo dare qualcuno in più, ma evidentemente no. Arriva Ivan Cardia. Io ti avrei dato anche altri premi, ma evidentemente no. Vieni qui al centro. TMV Radio. Grazie a te, lo ribadisco. È anche personale, perché mi ha aiutato personalmente spesso e volentieri. Portale Tutto Mercato Web con Anche qui è un amico Marco Conterio. Eccolo qui Marco, anche qui nella testata di Tutto Mercato Web per il miglior portale. Complimenti Marco. Arriva il premio per Marco Conterio, Tutto Mercato Web.
Complimenti Marco, grazie. Miglior web TV sportiva, Gabriele, a chi va questo premio? Eleven Sport, Walter Astori ritira il premio. Arrivano. Eccoci. Arriva. Ciao. È anche giusto, eccoci. no? È doveroso che vengano più di un rappresentante Sì, quando, poi, ovvio... quando il lavoro è di squadra, quando il lavoro è fatto bene, quando il lavoro è fatto con passione. Sì, assolutamente. Infatti siamo qui noi stasera, siamo in due, ma dietro c'è tutta una redazione, tutto uno staff, tanti team che collaborano, e quindi ringraziamo soprattutto loro che sono parte integrante di questo gruppo. Ragazzi, in bocca al lupo, che la stagione è ancora decisamente molto lunga e c'è tanto assolutamente da lavorare. Grazie e in bocca al lupo. Allora, andiamo con la radio sportiva. Appunto, radio sportiva viene premiato, perché il miglior termine non poteva esserci. Con Pasquale Pollio dovrebbe esserci. Sì? Assolutamente c'è. Eccolo qui. Qua. Eccolo qui. Grazie. In questo momento vedi che c'è un po' di confusione anche nel nostro palco, perché è un via vai continuo e ormai siamo arrivati alla fine. Si vede che siamo alle battute conclusive. Siamo arrivati alla fine. C'è un dove premio saltano speciale. tutti gli schemi, ovviamente. Saltano tutti gli schemi. Ci sono allora, premio speciale Focus Serie C 8 Channel, Angelo Giuliani. E qua c'è chiaramente un po' di interesse da parte anche di Luca nel consegnare poi questo premio. La Serie C è un campionato importante, lo abbiamo visto con i premi, ed è ancora più importante raccontarlo bene, e dunque complimenti. Grazie a te. Penso che abbiamo in casa tutto. Lui è salito senza... È salito Luca senza... Chiamatelo tu direttamente. Tutto salernitana.com. Nella persona di? Direttore Luca Esposito. Comunque volevo dire una cosa, volevo condividere con tutta la mia redazione che grazie a loro che questo sito ha un successo sulla Salernitana, che tra l'altro seguiamo 24/24. Grazie. Grazie a te. Complimenti. Luca, e grazie chiaramente per la pazienza. Luca, a questo punto resta qui, direi, così siamo praticamente in arrivati fase conclusiva. in chiusura, esatto, e c'è da fare un momento per me molto importante. Chiamerei però Donato Alfani sul palco. Teniamo qui Luca, perché ovviamente siamo anche un po'... Siamo praticamente a chiusura di questo evento. Vieni. Io chiedo chiaramente alla sala in questo momento. Assolutamente sì, ci spostiamo perché capirete tra qualche secondo il perché vi sto chiedendo un attimo di attenzione più spiccata rispetto a quello che chiaramente è stato il percorso di questa serata, perché in questi giorni abbiamo vissuto tutti quanti, Gabriele, più di una grave perdita per il mondo del calcio, per il mondo del giornalismo, per il mondo intero, mi permetto di dire, che va al di là di quello che è stata la carriera da allenatore o da giocatore di Sinisa Mihajlovic. Ed un pensiero da parte di questo palco è rivolto chiaramente alla famiglia Sinisa Mihajlovic. Il ricordo, e per lui anche il vostro applauso, vi chiedo. Questo è il ricordo di Sinisa Mihajlovic, e c'è il ricordo anche di una firma del giornalismo italiano importante. Anche qui ricordiamo la figura di Mario Sconcerti, e anche qui ci associamo all'applauso, insomma, e lo vogliamo ricordare anche qui nel Gran Galà del festival. C'è anche un premio alla carriera per chiudere la serata, e il premio a Salvatore Campitiello, Gazzetta dello Sport, ovviamente, e qui eccolo qua. Lo consegniamo il premio, e naturalmente, salve, naturalmente te lo faccio presentare a te, Donato. Professore Campitiello, lui è il presidente dell'Asso Stampa Valle dell'Irno, e quindi una firma storica e un punto di riferimento per noi giornalisti,
di questa categoria e soprattutto una lunga carriera da corrispondente alla Gazzetta dello Sport, ci onoriamo io e Luca e tutti gli altri consegnarvi il premio alla carriera, strameritato. Complimenti professore. Grazie a tutti. Io mi auguro una cosa importante: 40 anni con la Gazzetta dello Sport sono cose speciali ed importanti, ma più importante di tutto, sono abbastanza emozionato e mi scuso, più importante di tutto è l'informazione. Se ho scritto qualche cosa che è piaciuto all'informazione, sarebbe ai cittadini, sono super impegnato. Stasera come si fa quando uno è emozionato? In genere mi è sempre semplice parlare, stasera trovo le parole difficili da dire, però adesso mi sciolgo. L'informazione è un punto chiave dove noi siamo i servitori dell'opinione pubblica, il nostro padrone sono i cittadini. Quello che scriviamo, quello sta a significare se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Siamo sempre sotto l'occhio vigile. Allora, come bisogna fare? Usare l'umiltà, questo è il punto chiave, riflettere su quello che scriviamo e se abbiamo sbagliato il giorno dopo rettificare. Rettificare sta a significare trovare un punto chiave che sta a dire che noi siamo delle persone normali che scaviamo all'interno delle notizie e se commettiamo un errore riusciamo anche a fare quello che bisogna fare, rettificare la notizia. Saremo apprezzati sempre, in ogni istante, in ogni luogo. Questo è il nostro segreto per ottenere la credibilità. La credibilità passa attraverso l'umiltà. Ecco, voi sapete meglio di me che siamo innavigati di fake news, bufale, siamo qua in zona, quindi sappiamo bene che cosa sono le bufale e che cosa sono le fake news. Ecco, quella è la rovina, perché 3 volte che si dice questa notizia, qualche volta diventa vera, invece no, quella è spazzatura e allora bisogna affidarsi bene ai giornalisti che con abilità, con passione, con tempo necessario a dedicare per trovare la verità in ogni luogo. E solo in questa occasione otterremo il meglio e il massimo del risultato. Vi ringrazio e scusate per le emozioni. Complimenti a Salvatore Campitello anche per questa lezione di giornalismo, sì. Ovviamente. Noi siamo realmente arrivati in chiusura, dovremmo aver fatto realmente tutto quello che dovevamo fare. Sì, assolutamente Donato, lascio come sempre, come di consueto, la parola a te, perché questa è l'11ª edizione, personalmente la 6ª che ti accompagno, mi fa piacere farlo anno dopo anno, perché questo premio diventa sempre più importante. Sì, allora, questo è un momento, l'epilogo di tanti mesi di lavoro. Fondamentalmente ormai siete diventati tu, Giada e Gabriele, nostri compagni di viaggio, perché questa collaborazione con Sport Italia ormai si conferma sempre di più anno per anno, ma soprattutto io devo ringraziare. Io al mio fianco, dietro di me non sono solo, ci siete anche voi, ma c'è questa persona al mio fianco che per me, oltre che un amico, un fratello, una persona eccezionale che insieme veramente facciamo tanto e che alla fine poi dobbiamo combattere anche con non l'educazione, ma le persone presuntuose e a volte anche fin troppe scostumate, e che questo sinceramente non accettiamo, perché la puntualità, la precisione e la serietà viene al di là di ogni cosa fondamentalmente. Quindi no, ti volevo ringraziare, grazie davvero, però volevo ringraziare anche non solo Luca Esposito, ma ci sono anche altri che lavorano, ecco, li chiama Donato, giusto così. Comunque grazie a tutti per essere stati qui e ci vediamo il prossimo anno ad Maiora. allora voglio chiamare qui sul palco perché è doveroso Mary, minuti, Francesco, Alessia, Adriano, Vincenzo, Siria, eccoli qua.
Complimenti ragazzi, ve lo dico io che non faccio parte realmente, anche Questo se è il virtualmente gruppo, sì, della squadra. ma Complimenti. dall'altro lato c'è anche un'altra persona, vieni di qua, Luciano Squidieri, che è il fotografo ufficiale. Voglio ringraziare anche a Giancarlo Fedone per la regia e anche agli altri amici che questa sera sono qui e che poi a Nino Baldi. Voglio ringraziare anche questa città di Altavilla Silentina, voglio ringraziare il sindaco Francesco Cembalo, voglio ringraziare tutta l'amministrazione perché hanno voluto e che hanno creduto in questo evento qui ad Altavilla, e ovviamente ricordiamo che soprattutto condivido con tutti voi questo evento. Devo ringraziare anche i tanti patrocini, partners che voi avete già detto prima, i media partners, ma voglio ringraziare anche ad una persona speciale che non è, voglio chiamare anche Paola Merola, che viene qui sul palco, perché fondamentalmente anche lei ha contribuito. Voglio ringraziare scusatemi la commozione, una persona speciale che mi accompagna, la mia compagna. Questa emozione è bellissima, io in 6 anni non ti ho mai visto così emozionato e questa la dice lunga chiaramente sull'importanza. Voglio ringraziare Antonella Botta, voglio ringraziare tutto lo staff di Media XL, la Security, Luigi Carrozza, la Protezione Civile, voglio ringraziare davvero tutti, ma mi scuso col cuore se effettivamente la location, Gerardo Carrozza, l'Araba Fenice, ma tutti, perché è stata un'edizione bellissima. Grazie ancora a tutti voi che ci avete raggiunti, onorato della presenza, e non ho altro da aggiungere. Chiedo scusa se effettivamente mi sono dimenticato di qualcuno. Grazie a tutti, anche a tutti gli operatori, i colleghi dell'informazione, a tutti, grazie di cuore, grazie. Questo è il Festival del Calcio Italiano, grazie a voi. Complimenti Donato, complimenti a tutta la tua squadra. Gabriele, noi abbiamo realmente chiuso questa serata, vi ringraziamo chiaramente per la vostra partecipazione e ci vediamo il prossimo anno. Sempre con voi. Ciao a tutti.